E allora andiamo avanti con un pezzo, un brano che praticamente parla delle proprietà lenitive del limone, oltre che astringente. Anche del miele. Anche del miele, però in questo caso il miele non c'è pizza, una beata mazza, comunque. E soprattutto della bastardaggine delle mamme, perché io ora non so qui, ma chi di voi ha subito l'asportazione delle tonzille? Alzate la mano. Non mi dite che sono solo io perché non ci credo, perché siete più vecchi che giovani. Ah, vabbè. Ok. Quindi cosa facevi tu? Ti dicevano no, andiamo, ti compri il gelato, e ti trovavo senza tonzille. E poi la cosa triste e orrenda era che tu ti svegliavi nel letto dell'ospedale al lato questo barattolo, con queste due cose così, è uno shock praticamente. Comunque, musica maestra. Le Gargano. I fanciulli me ne sto, sono un film magnifico, quello dove c'è la ragazzina posseduta dal demonio con il prete che alla fine va giù. La sua mamma è preoccupata perché dice parolacce e manda tutti a fanculo. Poi c'è quella scena che prete si avvicina e lei gli spara del vomito verde che aveva nel Gargaros. Le Gargano. Le Gargano. Hai sentito la novità? Lo squalo bianco si estinguerà. Sì, però lo squalo, quello di Spielberg, mi ha rovinato il piacere del bagno al mare. E per forza mangiava motoscafi, barche, bottini, bomboloni del gas. E con questa dieta ricca di legname, prima o poi ti si incastra qualcosa. Le Gargaros. Le Gargaros. Le Gargaros. Le Gargaros. Mi ritorni in mente quando alla TV c'era bel vagor, che paura se girava col mantello per le sale dell'U. Chissà poi perché tanta paura, che io sappia non mai morto nessuno. Io quell'anno mi ha tolto le tonzille dal così fragile, mentre la tua mamma ti portava in ospedale, ti diceva sorridendo sì, però alla fine era narcotizzato e le tonzille si è fregato. Pensa che tutto sommato le tonzille sono un filtro antiparticolato omologato che protegge tutto l'apparato. Non maledetta male, maledetta chirurgia, e asportavi le tonzille ai bambini preoccupati con il vecchio trucco del gelato. Mal di gola, bruciore di gola che non passa mai, colpa delle polveri sottili o colpa di colpo d'aria. Provo, propoli, sciroppo, propoli, pasticche, provo, propoli, spray, ma nemmeno la potenza delle api può far nulla. Giù nel Gargaros sento il diavolo, quasi più un rimedio per le mie tonzille, caramelle matose. Quali tonzille poi, quelle che non ho più, melanotte che era ancora piccolino, si sono finite nel cestino, forse alimentano il traffico di organi, vai su Google e digita tonzille tolte, che io cerco sull'eBay, ora accendo il Mac, navigo un po' sul web, ho scoperto un sito di tonzille asportate, con il trucco del gelato. Internet, dannata internet, col motore di ricerca puoi arrivare dappertutto, anche dove non volevi. Dannata se sapevo prima che facevi questi danni, facevo proprio adesso.
di gelatino, come l'estetico sei negato. Come anestetico sei negato. Come anestetico sei indicato. Come anestetico sei indicato.